Oggi c'è un amico che mi vuole fare un onore, due amici che vogliono cantare un mutetto per me. Io non posso esimermi, anche perché è veramente un onore per me e per i sinaesi. Però prima di chiamarli qui vi leggo una dedica, una poesia che mi ha scritto un amico, Leonardo Pilia. La devo leggere perché in sardo, e lui è sardo del nord. Spero che lo capiate tutto, che qua siamo in Capilano. Deo a Signa non vi poto andare, ma cus'opera soliginde con fervore, e non podinde in cui partecipare, un usonetto dedico a s'autore. Chi con talento, competenzia e amore, sa limba nostra a cher fidu onorare, e cagliado ad onzi predecessore, chi male aia seminato in soperare. Isperamos che quest'opera grandiosa, pro non la lasciar stare frimma e sola, abelzat samente a chi e tene cadrea, e giughete senza affannos maestosa, in donzi università e in donzi scuola, che è patrimonio della Sardegna in trea. Leonardo Pilia, io lo ringrazio. Ora chiamerei, prima che io inizi, perché io sono oggi, si può dire, presentatore e factotum, chiamo Paolo Zedda con un suo amico Antonello Ru, il quale mi vuole appunto onorare di una cantata. Allora,
oggi è la terza volta, credo, che presento qualcuno dei miei libri a Sydney. Non potevo fare a meno di presentare il dizionario etimologico della lingua sarda, perché è un nuovo dizionario rispetto a quello che è stato utilizzato da chiunque e dalle università sino ad oggi, che è il dizionario etimologico del Wagner. Questo è una novità perché innova nella tecnica della ricerca. Oggi cercherò in vari modi di far capire qual è il tipo della mia ricerca, come ho approfondito la ricerca medesima per giungere ai risultati del mio dizionario. Cominciando dal dire che ci sono vari tipi di ricercatori in Italia, nel mondo, in Sardegna. Normalmente molti traducono la parola da sardo a sardo ed è un modo di tradurre poco consono, perché quella non è etimologia. Per etimologia si intende quella tecnica che collega una parola attuale al più profondo della storia passata, cioè a una parola simile che abbia un significato simile a quella moderna, ma che si trova nel più profondo della storia, millenni e millenni lontana da noi. Pertanto la ricerca etimologica è una cosa seria e va fatta bene. Ci sono altri che, non potendo andare oltre perché conoscono soltanto il sardo, appunto si fermano lì. Altri invece, che conoscono anche l'italiano, traducono il sardo con paralleli italiani e lì si fermano perché non riescono ad andare oltre, a scavare nel fondo della storia. C'è chi invece, conoscendo anche il latino, va più a fondo e perciò dal sardo va all'italiano, poi al latino, e cerca di trovare le radici della lingua sarda nella lingua latina. Altri, che conoscono anche il greco, vanno ancora più in là, cercando di fare paragoni anche col greco. Però a queste persone occorrerebbe dire che questo metodo non è valido, in quanto la lingua sarda affonda nella più alta antichità della storia, come ora tenterò di dire, della storia e della protostoria, della preistoria. Infatti, per conoscere la lingua sarda, per conoscerne gli apparentamenti, dobbiamo per forza andare alle prime lingue che si sono attestate nel Mediterraneo, che non è la lingua latina. La lingua latina la conosciamo solo da 2000 anni fa. Noi possiamo confrontare la lingua sarda anche con le lingue semitiche, di cui ne conosciamo 8. In più con la lingua sumerica e con la lingua egizia. E nella ricerca etimologica si può procedere, secondo me, scientificamente. Alcuni cercano di negare la scientificità della ricerca etimologica, ma non ci sono ragioni. E in ogni modo, tra me e i miei predecessori non mi distingue nessuna diversa tecnica di ricerca. I miei predecessori, per fare la ricerca etimologica, aprono il dizionario latino e cercano di dimostrare la parentela di una tale parola sarda con quella latina, cioè si basano sulla lingua latina e sulla grammatica latina. Anch'io faccio così nella mia ricerca, mi baso sui dizionari esistenti, non me ne sono inventato nessuno. I dizionari esistono, compreso quello della lingua sumera, scritto in varie lingue, sono scritte in spagnolo, in inglese, in tedesco, in francese. Pertanto anch'io procedo scientificamente. Se loro credono di seguire un filone scientifico, quel filone lo seguo anch'io. Però
succede che certuni, quando leggono certi risultati delle ricerche altrui o della mia ricerca, vanno subito a chiedersi: ma questo come ha fatto a sapere certe cose? Chi glielo ha detto? E torniamo all'ipse dixit, cioè tutti quelli che si fanno domande del genere si pongono sempre la domanda: ma questo da chi è stato imbeccato? Quali libri ha letto? Beh, io con tutta umiltà devo dire che nella ricerca etimologica non ci sono libri da leggere, se non di coloro che hanno fatto già ricerche etimologiche in quel campo. C'è soltanto da applicare l'intuizione e l'interpretazione, sempre basandosi sulle grammatiche antiche e sui dizionari antichi. Pertanto l'ipse dixit dobbiamo tenerlo da parte, anche se purtroppo esiste da 2500 anni l'ipse dixit e ancora oggi resiste in tutte le università. Vedete, la ricerca etimologica è uguale alla ricerca archeologica. Il professor Giovanni Liliu, quando scavò il nuraghe di Barumini, questo è un altro nuraghe ben inteso, si trovò emergenti soltanto qualche pietra nella parte sommitale e tutto il resto era sepolto da un tel, da una collina che seppelliva tutto. Se lui avesse scavato per 4 metri, avrebbe scavato solamente tutti i reperti medioevali e poi quelli relativi alla civiltà romana. Se si fosse fermato ai 4 metri avrebbe attestato al mondo che la civiltà sarda è improntata a quella romana, che dipende totalmente da quella romana. Invece lui ebbe il coraggio di scendere più a fondo, oltre i 4 metri, scese fino alla base rocciosa per 19 metri, mettendo in evidenza le basi della civiltà nuragica, che era tipicamente sarda, non romana. Così ho proceduto io nella mia ricerca scientifica. Sono sceso a fondo, oltre lo strato latino, e ho evidenziato le vere basi della lingua sarda, che sono sumeriche ed accadiche. Qui ho fatto, in questa cartina, voglio mettere in evidenza una cosa. Prima di tutto, la Sardegna come tale, che è al centro del Mediterraneo occidentale, fra noi sardi possiamo dircelo, è l'aiuola che ci fa tanto feroci. Fra noi ci scanniamo continuamente, a tal punto che pur riconoscendo che ci sono 2 dialetti fondamentali in Sardegna, oltre a tanti dialetti collaterali, siamo pronti ad affermare che per esempio il dialetto sassarese e il dialetto gallurese non appartengono alla Sardegna. Siamo talmente ciechi e talmente nemici gli uni con gli altri che non riusciamo a capire che la Sardegna è stata sempre isolata nel Mediterraneo, senza nulla togliere all'isolamento, perché già da millenni fa era capace di navigare con le proprie navi nel Mediterraneo. Come vedete, tra la Sardegna e la base sumerica alla quale io mi riferisco ci sono 4.000 chilometri. Sumer si trovava qua. 4.000 chilometri di distanza. Giustamente qualcuno mi dice: ma i Sumeri non hanno mai conquistato la Sardegna. Infatti la conquista non è mai avvenuta, per il semplicissimo motivo che nessuna conquista prima dei Romani avvenne nel Mediterraneo, nessuna invasione, se non qualche trasferimento di popoli, ma piccoli contingenti da una parte e dall'altra, per esempio il mitico trasferimento di Enea, il mitico trasferimento di Didone e così via, ma erano sempre piccoli trasferimenti. Perciò non si poteva trattare di invasioni. E allora cosa succede? Che noi nel Mediterraneo, specialmente in Sardegna, che essendo un'isola conservativa ha conservato in purezza le lingue più antiche di questo mondo, cosa che altrove non è avvenuta, in Sardegna noi ancora oggi troviamo
il sumerico in purezza, normalmente in purezza, però in molti casi ha l'accadico che si sovrappone al sumerico. Qua vediamo meglio il Mediterraneo. Gli antropologi sostengono tutti quanti che l'uomo nacque in Africa. Non sto a dirvi quando nacque, cioè si può dire per esempio che nel Sudafrica hanno trovato da poco, qualche anno fa, una Madonnina, una Dea Mater di 700.000 anni. Tutti capiscono che se l'uomo era capace già da allora, Homo neanderthal per intenderci, non ancora l'Homo sapiens, se era in grado di scolpire delle Madonnine, vuol dire che aveva la sua civiltà, cioè che era in grado di parlare, aveva inventato già il suo vocabolario e tramite il vocabolario si scambiavano idee, opinioni e scambiavano anche le cose o le merci fra di loro. Questo ci fa capire che la civiltà probabilmente è nata proprio in Africa, che l'Homo neanderthal sia nato in Africa, quasi di sicuro. E poi c'è stato, dopo, per quanto riguarda questi studi, il professor Diamond, un inglese, un americano, il quale ha descritto tramite il DNA esattamente cosa successe da allora in poi. L'uomo si trasferiva regolarmente dall'Africa al Mediterraneo, conquistando tutte le coste del Mediterraneo, prendendole proprio, aggirandole, scendendo lungo il Nilo, arrivava al delta e prendeva le coste, così passava i Dardanelli e prendeva le coste e poi arrivava in Italia. Da questa parte prese tutte queste coste, passò le colonne d'Ercole e arrivò da questa parte in Italia ugualmente. Quello fu il Neanderthal, però 40.000 anni fa subentrò il Cro-Magnon, l'Homo sapiens, insomma, 40.000 anni fa. E allora, siccome noi ancora oggi sulle alture etiopiche troviamo linguaggi accadici, cioè linguaggi per intenderci più complessi di quelli sumerici, c'è da supporre con tutta evidenza, difficilmente confutabile questa tesi, che nuove tribù si erano differenziate da quelle vecchie e perciò l'Homo sapiens iniziò la sua propagazione per tutto il mondo, soppiantando lentamente il Neanderthal. E fu primo il Neanderthal a portare il primo linguaggio, che era il linguaggio sumerico. E poi subentrò l'Homo sapiens a portare il secondo strato, che è quello accadico semitico in generale. I linguaggi accadici semitici sono più complessi perché si comportano più o meno come la lingua latina, con le declinazioni, mentre invece la lingua sumerica era una lingua di estrema semplicità, era monosillabica e le singole parole si agglutinavano fra di loro, cercando, con l'agglutinazione cercavano di dare un discorso, un'idea complessa di quello che volevano dire. In Sardegna troviamo i due strati. Per esempio, la parola nanu, che molti dicono che deriva dal greco, nanos, o perlomeno dal latino nanus. No, è una parola sumerica, noi ce la troviamo allo stato puro in Sardegna, dal sumerico na, uomo, nu, no, cioè non uomo, agglutinando le due parole non uomo, nano, e così all'infinito ci troviamo decine di migliaia di parole sumeriche in Sardegna. Premetto che qualsiasi parola latina che oggi è stata evidenziata, a iniziare dal Wagner, nella lingua sarda, in realtà non è latina, perché quelle parole in Sardegna erano parlate non solo al tempo dei nuragici, 1600 anni prima di Cristo, ma sono parole che ci tramandiamo anche da 40.000 anni fa, cioè
Per intenderci, nel Mediterraneo e solo nel Mediterraneo si era insediata una Koine mediterranea, appunto, una Ursprache, una lingua unica che poi col tempo si parcellizzò, si suddivise pian piano, si differenziò popolo per popolo. Però in Sardegna ci troviamo ancora il marchio più antico di questa convivenza fra le lingue. Andiamo oltre. Noi abbiamo una prova colossale del fatto che nel Mediterraneo sono convissute le lingue prima sumerica e poi accadica, semitica in generale, compreso l'ebraico, sono convissute molto, ma molto prima dei Romani. E io nella mia grammatica storica, che è qua in vendita, l'ho dimostrato scientificamente, però ve ne voglio parlare in due parole dello stato costrutto. Lo stato costrutto è un fenomeno tipicamente accadico, semitico in generale, lo troviamo in ebraico, in aramaico, eccetera. E noi troviamo nelle parole che sono unite fra di loro, che ora leggerò, una I di congiunzione, di giunzione. E questo I viene apposto al primo nome e diventa l'intera parola un aggettivo di relazione, di appartenenza. In sardo, per esempio, mattifalada, una donna che ha il prolasso uterino, oppure può avere un uomo che può avere un'ernia. Mattifalada. Conchimannu, dalla testa grande. Fustialbu. Fustialbu è il pioppo, dal tronco bianco. Questa I al posto della U è una forma di stato costrutto, tipicamente semitico. Lo ritroviamo in tutto il Mediterraneo. Kabi Shaibiddadu a Sassari, cioè testa senza cervello, non Kabu Ishaibiddadu, ma Kabi Ishaibiddadu. Abbiamo poi per esempio su Ninieri la pianta delle aquile, letteralmente in Barbagia, da Ninu una pianta medicinale più Eru, aquila, pianta delle aquile. Su Ninieri sapete tutti cos'è, no? In italiano, ce lo ritroviamo anche in italiano, lo stato costrutto. Capi nera, peti rosso, colli lungo, occhi sanguigno, non occhio sanguigno, ma occhi sanguigno. In corso, barbi bianco, nasi tortu, mani lestu. In spagnolo, barbi rubio, cari redondo, cioè con la faccia tonda. Dienti magliado, che ha i denti cariati. Occhi negro, con l'occhio nero. In latino ce lo ritroviamo oviparus, armiger, pontifex, accipiter, che sarebbe il falco, che in realtà viene dall'accadico acu più pitrum, cioè letteralmente furia della wilderness, acu, che prende, come dicevo, per stato costrutto la I e per cui diventa accipitrum nel latino antico e nel semitico antico. Adesso entriamo direttamente nel campidanese. Essendo qui in Campidano preferisco parlare molto del campidanese. La parola super, io ora d'ora in poi voglio farvi capire quanto superficiali siano stati i ricercatori precedenti, a iniziare purtroppo da Wagner, che è considerato il padre della linguistica sarda. Cusabipia est una zuppa, cioè quella bambina è molto bella, è molto graziosa. In Campidano si usa o no? Lo si usa per esempio a Quartu. È una zuppa, è molto bella quella bambina. Vedete, però zuppa si può usare anche in un'altra maniera. Per esempio, non vi posso fare zuppa, non vi posso fare, cioè non ci posso fare niente. Questa è almeno l'interpretazione che fu data dal Wagner alla parola zuppa,
Lui la tradusse come niente e finì lì. Infatti, per dimostrare quello che stava dicendo, lui fece l'esempio di uno che parla, che non riuscendo a parlare l'italiano, parla un italiano maccheronico e dice: mio figlio, dunque com'era la frase? Di mio figlio non ne posso fare zuppa, è morto bicchierino. Lui scrive questa frase ridendo, come dire, guardate un po', però per zuppa intendeva sempre niente. No, di mio figlio non ne posso fare zuppa, è morto bicchierino, cioè di mio figlio non ne posso fare niente, è troppo birichino. Questa è la traduzione all'italiana. In realtà vedete da dove deriva suppa? Deriva dall'assiro suppu, decorato, placcato, dal verbo sciupu, rendere splendente, per cui si riferisce a un prodotto di oreficeria. Di mio figlio non posso farne un prodotto di oreficeria, perché è troppo birichino in quel caso là, no? Capite? E la frase madre che ci conduce a questo risultato è proprio quella che ho detto prima: cussa bipia esti una suppa. Chi è del profondo campidano sa che cosa sto dicendo, spero, no? Il vino nasco, nessuno l'ha mai conosciuto come significato. Viene dall'assiro nascu, scelto, prezioso, di alta qualità. Ce lo ritroviamo nell'ebraico nasak, cioè fare libagione, offerta. È il tipico vino da messa, il nasco, un vino di estremo valore che purtroppo lo stiamo perdendo, colpa nostra, facciamo tutto il mea culpa. Guardate questo, qua abbiamo anche un dentista, spero sappiate che cos'è, è un dente, un molare precisamente. Bene, e qua entriamo in un'altra, abbiamo anche il cognome, denti. Dente e denti abbiamo in Sardegna, nel sud e anche nel centro Sardegna. È un cognome documentato anche nel Condaghe di Silchi. Deriva dall'accadico dimtu o dintu, torre di guardia o guarnigione della torre di guardia. Capirete il motivo, no? Guardatevi bene il molare. La torre di guardia. Perché il molare, con tutti questi spuntoni, dà proprio l'idea di una torre. Ed è simile alle torri che già fabbricavano 4-5 mila anni fa gli egizi, 4 mila anni fa gli Ittiti e così via. Non sono queste torri, che sono torri di difesa, da confondere invece con un'altra torre. Eccola qua, che l'abbiamo già vista in precedenza. La parola originaria evidentemente fu nuraki, nel centro Sardegna. Voi nel campidano la pronunciate nuragi, la K diventa G in campidanese, e nel nord Sardegna la pronunciano nuraghe. Badate bene questo ghe, ce lo ritroviamo anche in greco, ges, significa terra, luogo di origine. Dal sumerico accadico, nura, luce, bagliore, chi, luogo. Nuraki significa il luogo della luce, il sito della luce, cioè il nuraghe è era per antonomasia l'altare al dio sole, e molti ancora oggi pensano che sia una torre di difesa, chissà perché ne fanno uno ad ogni chilometro, come potevano essere torri di difesa, per difendersi dall'assalto delle cavallette. Cioè non è possibile che quella famiglia, quelle 10 famiglie che stavano un chilometro più in là andassero all'assalto delle famiglie che stavano attorno al nuraghe, insomma è pazzesco. Questa parola nuraki senza la A ce la ritroviamo nel cognome Nurki, e guarda caso ce la ritroviamo anche nel nome di territorio Norge, che indica la Norvegia. Questo vi fa capire che in origine le lingue sumero-accadiche, una volta che si espansero nel Mediterraneo, giusto quanto dice il professor Diamond, che è conosciuto in tutto il mondo ed apprezzato in tutto il mondo, iniziarono la loro migrazione verso est.
laddove si poteva migrare senza impedimento dei ghiacci, perché quelle migrazioni avvennero in epoca di glaciazione. È chiaro che l'uomo, man mano che migrava verso est, ha sempre tentato di risalire verso nord, specialmente lungo le direttrici dei grandi fiumi, il Danubio, il Don, il Volga, eccetera. Ma non riusciva perché nelle parti a nord c'era una calotta glaciale immensa, alta fino a 3 chilometri, così dicono i geologi. Non poteva risalire, risalì man mano che c'erano le interglaciazioni, risalì pian piano, però tutte le lingue del nord Europa o del nord del mondo in generale hanno tutte la stessa origine, ben inteso. Man mano che l'uomo si allontanava dalla sua base mediterranea, chiaramente incontrava situazioni nuove, territori nuovi, piante, flora nuova, animali nuovi, eccetera, eccetera, e perciò chiaramente doveva adeguare il proprio vocabolario e innovarlo. Ecco perché le lingue col passare dei secoli, dei millenni, si sono sempre più diversificate fino a giungere all'estremo, perché l'uomo, una volta superata la Kamchatka, scese lungo tutta l'America e arrivò infine all'America meridionale, dove è registrato l'ultimo Homo sapiens, quello di 6.000 anni fa, del 4.000 a.C., per intenderci. Ma nel nord, specialmente nel nord del Mediterraneo, noi troviamo centinaia, migliaia di parole che sono anch'esse non nordiche, germaniche, come vanno a dire i tedeschi, come va a dire la scuola germanica. Sono parole sumeriche o sumero-accadiche, ce ne sono, non sto a dirvi, ma basta una. Intanto Norge, no. Norge, Nur abbiamo visto che significa luce, bagliore, eccetera. Norge con quella ge, che è identica al greco ges, significa letteralmente la terra dei bagliori. Guardate un po', parola sumerica, la terra dei bagliori, cioè la terra delle aurore boreali. Anche la parola nord è sumerica, da nurd, nur, luce, du, prigione. Come tutti sanno, la prigione del sole, cioè, no? La prigione della luce, perché i miti antichi mettevano la prigione del sole durante la notte proprio nel nord. Ecco qua la parola nord, che se voi andate a vedere nei dizionari etimologici, ogni ricercatore rimpalla la ricerca agli altri. Questa è di origine francese, no, il nord no, è di origine spagnola, ma no, viene dal nord Europa, ma no, viene dal sud, cioè, insomma, però dicono solo queste cose, non vanno a indagare quale sia la parola originaria. Questo è lo stato, purtroppo, della ricerca nelle nostre università. A noi abbiamo la parola Nora, il toponimo Nora, che anch'esso significa luce, splendore, da cui Eleanora, la regina Eleanora, che si firmava così, no? Che significa letteralmente splendore di Dio, cioè Nora, splendore, Elia, da cui anche il greco Elios, eccetera, Elia, che in ebraico significa proprio Eli, Elia, eccetera, significa Dio Sole, letteralmente. Perciò Eleanora significa splendore del sole. E siamo arrivati alla stella di Nora. Oggi non ve la traduco perché non c'è tempo. Tutti sanno che io sono stato il primo al mondo ad averla tradotta tutta. Ci ho messo 2 ore, non 2 mesi o 2 anni. 2 ore perché di estrema semplicità. Perché chiunque che si metta a tradurre la stella di Nora si accorge che è scritta in antico sardo. La stella di Nora è il documento più alto dell'antichità, dell'Occidente mediterraneo. Il documento più antico di cui noi sardi dobbiamo essere fieri, ed è scritto in sardo antico, cioè come dire che questo è il primo documento al mondo scritto in sardo. In sardo io l'ho dimostrato, però oggi voglio fermarmi velocissimamente, perché non c'è tempo, solamente sulla questione
della Sardegna. Sardegna, dicono che è parola spagnola, quel gna. Gna è una parola sumerica che significa casa, Sardigna noi diciamo, sempre con quella I famosa dello stato costrutto. Sardigna significa la casa dei sardi, di Sardò, la casa di Sardò, letteralmente. Sardegna. Questa N la ritroviamo in latino Sardinia. Loro scrivevano Sardinia perché non riuscivano a scrivere la ñ sumerica. Noi neanche, almeno all'inizio, con l'uso dell'alfabeto fenicio, che fu il primo alfabeto utilizzato dagli Shardana, anche noi utilizziamo una N. Però quella frase significa Sardigna, cioè in Sardegna, letteralmente. Andiamo oltre. Però ve la voglio leggere velocissimamente. Biturasu sa shenigur sa kabe Sardigna shalom. Ka shalom saba melkaten benu subanu nigur lupum i, che significa letteralmente l'insediamento importante che sta in Sardegna, quello chiamato Nigura, auguri di prosperità. Chi augura prosperità è Saba, figlio di Melkaten, che ha costruito Nigura di sua iniziativa. Questo Nigura significa letteralmente vestita di bagliore reverenziale. Poi troviamo nei testi romani Nora, ormai Nigura era diventato letteralmente quel bagliore. Il concetto di reverenziale era sparito e rimase quel concetto di bagliore e i romani la chiamarono Nora. Però questa è la sua traduzione, ma qua mi si dice che quanto prima dovrò venire a tradurvi la stele di Nora. È di estrema semplicità, anche un bambino riesce a capirla. Quello che meraviglia è che tutte le università del mondo finora non l'abbiano fatta questa traduzione, anzi dicono, sostengono, giurano che la stele di Nora è intraducibile. Io ho seguito addirittura una lectio magistralis di una professoressa di Fenicio venuta dalla Sapienza di Roma che disse queste cose. Io ero andato lì per donarle alcuni miei libri, quando sentii queste cose scappai e poi mi dissero: ma il dottor De Lola è scappato, ma per quale motivo? Non mi doveva dare i libri. Beh, lasciamo perdere, no? Perché certe relazioni fanno solo scappare la gente, no. E qui veniamo più da vicino al linguaggio della Sardegna meridionale. Para, tutti i linguisti sostengono che derivi dal latino pater, da cui padre, e noi lo diciamo in vario modo. No! Siccome Subara è il frate è Subara Circanti, il frate che va in cerca di cibo, questa è la parola iniziale. Vedete da dove deriva? Dall'accadico parum, cercare, andare a cercare. Questo è anche una indicazione del fatto che noi, il sumero, l'accadico, abbiamo continuato a tramandarcelo con cognizione di causa anche nel Medioevo. Io nelle mie grammatiche, nei miei libri ho dimostrato tutto questo e l'ho dimostrato specialmente nel dizionario che oggi vi sto presentando. Tadannu. Io sono nel sud Sardegna da 55 anni, io sono sassarese, ho sempre sentito dire Tadannu, non Itadannu. Itadannu i dotti lo scrivono nei dizionari, ma è Tadannu. Sapete tutti che significato ha, lo si dice in un momento di paura, di uno che si fa male, un incidente, una rapina, Tadannu. Deriva dall'antico babilonese Dandannu, Dio potentissimo. Dandannu, Dio potentissimo. Bariga, anche qua se n'è fatto, anche stamattina ero per comprare questi pasticcini che dopo assaggeremo. C'è uno che voleva delle paste.
Quanto gliene do? Ah, un paio, parlava l'italiano, un paio. Ah, vuole dire una decina? Sì. Cioè, qui nel sud Sardegna, per dire bariga o pariga, usano, me ne dia una bariga, e però talvolta chi sta dall'altra parte del banco non riesce a capire. Nel sud Sardegna per pariga, bariga si vuole intendere una cifra non identificata, però non certo 2, si confonde pariga con 2, però questa confusione va messa da parte in quanto paris è una parola che ha un'altra origine rispetto a bariga o pariga. Quando noi usiamo la parola bariga, voi usate la parola bariga, vi riferite a una cosa molto superiore al numero 2. Ovus, quanto canto un legheres dous, io uso più parole del nord che del sud. Una bariga, cioè una decina, normalmente una dozzina, perché un tempo ci esprimavamo così con le dozzine. Bariga, vedete da dove deriva? Dal sumerico bariga, unità di misura o unità di capacità. Questo per dire quanto è piccolo il mondo e quanto è grande l'ignoranza di coloro che non hanno voluto scavare in profondità la storia della lingua sarda. Anche la parola grillu nel sud Sardegna, almeno a Coso, a Quartu, l'ho sentito, grillu, germoglio di aglio, di patate invecchiate, di semi, di frutta, di cipolle, grillu. Qualcuno dice che viene, Wagner dice che viene dal catalano, da noi guardiamo perché lui la lingua sarda è nata o dal latino oppure per metà dal catalano, da lì non si esce secondo il Wagner. Deriva dal sumerico girlu, poi c'è la metatesi, nel sud Sardegna c'è sempre la metatesi, da gir, gri. Grillu, dal sumerico girlu, germoglio che spunta, che fiorisce. Andiamo a Missa de Buddu, devo andare veloce perché ho parecchie cose da dire. Missa de Buddu, ecco, è stata così malintesa e vituperata questa locuzione che addirittura la locuzione sarda è andata anche in Catalogna, in Castiglia, dove viene chiamata Missa de Gallos, cioè perché sembra riferirsi ai galli, su Buddu. In realtà vedete da dove deriva? Dall'antico babilonese pudu, budu, ha due modi di pronunziare. Una grande festa. Infatti la Missa de Buddu è la famosa messa di Natale, che è la più grande festa dell'anno, Missa de Buddu. E qui veniamo a un grande toponimo che tutti dovrebbero conoscere, Caralis, è noto dalle fonti latine, però nella prima carta di Tolomeo, che scrisse 150 anni d.C., è scritto in greco Caralli, con 2 L, che ha la corrispondenza nel babilonese Karallu, gioiello, che significa anche corallo. Perché Cagliari veniva chiamata Karallu, cioè corallo? Perché evidentemente era il porto d'imbarco di tutto il corallo rosso che veniva preso intorno alla Sardegna, che ce n'era a bizzeffe allora, in quei tempi, migliaia e migliaia di anni fa. Ormai sapete che fine ha fatto il corallo rosso della Sardegna. Viene da qua il nome di Cagliari, del porto di Cagliari, Carallu. Ebbene, nelle università hanno scritto libri su libri per dimostrare che deriva dal semitico ho sbagliato io, non dal semitico, il semitico da loro non viene mai cercato, il semitico non esiste in raffronto alla Sardegna, deriva da una radice indoeuropea, vedete l'asterisco, tutte le radici indoeuropee spacciate come tali dai nostri ricercatori hanno l'asterisco, che significa che sono ipotesi, mai certezze, e secondo loro significa roccia. Andate a cercare in tutti i dizionari semitici se trovate un car che significhi roccia.
loro chissà come se l'hanno inventato, e poi no, vanno a pensare alla roccia perché dice e là verso il mare abbiamo il Capo Sant'Elia, eccetera, tutto roccia. E beh, ma che c'entra Caralli con Sant'Elia? Sant'Elia era distante chilometri e chilometri dalla originaria Caralli, era distante. Caralli nacque sullo stagno di Sant'Agilla, cioè le navi entravano per una fessura della spiaggia, entravano nella placida laguna e arrivavano a Caralli, dove venivano spiaggiate le navi. Cagliari nacque come originario porto di pescatori, come zona di pescatori. Tant'è vero che dietro l'antica, la primitiva Cagliari abbiamo Tuvigedu. Tuvigedu non è stato mai abitato, infatti è un grande cimitero cartaginese, ma non è mai stato abitato. Cagliari fu per antonomasia una città costiera di pianura, di sabbia. Ecco, e invece qua vengono a inventare le rocce. Guardate come va la gente, pur di non aprire i dizionari semitici. Cioè, non so se mi spiego, eppure sono persone intelligenti, potrebbero aprirli e capire, no? E c'è un'altra persona che dice, no, allora in questo caso viene dal sumerico e l'accadico Caru Alu, molo, porto della città. Ma questo non ha nessun significato, perché, torna a dire, Cagliari come nome esiste da almeno 5-10 mila anni. E non si poteva pensare a dei moli allora, assolutamente, perché non ce n'era bisogno. Nella laguna di Sant'Agilla le navi venivano spiaggiate, non c'era bisogno di moli, perché lì il mare era sempre calmo. Serramanna, anche qua un enorme, hanno fatto dei casini paurosi su questa parola, ma su migliaia di toponimi italiani, perché Serramanna viene descritta come grande costa di montagna. Se voi andate a cercare nei dizionari etimologici, grande costa di montagna, dove sta? Serramanna è proprio un paese, una cittadina totalmente pianeggiante, si solleva dal mare, se no 10 metri, con due fiumi che convergono proprio alla sua base, per cui è, come noto, il paese più ricco d'acque di tutta la Sardegna. Infatti Zerra in semitico significa proprio ricca d'acque. Mannu lo dice la parola, Mannu è una parola sumerica, non latina, Magnus, no, è sumerica, Machnu, significa grande, uomo grande, eccetera, in sumerico, per cui mai niente di latino in Sardegna. Serramanna, cioè ci mettono Mannu dopo, come esaltativo, cioè un paese proprio che vive in mezzo alle acque, Ecco, Tattari è la stessa, qui cambiamo registro e regione, cioè man mano che noi ci spostiamo in alto, in basso, a destra, a sinistra, troviamo in Sardegna varie tribù, ogni tribù aveva i suoi, come tutti sanno ancora oggi, paese per paese, aveva le sue pronunzie, le sue cose. Tattari è un raddoppiamento. In semitico il raddoppiamento, e anche in sumerico il raddoppiamento ha sempre funzione esaltativa, superlativa. Tattarimannu viene chiamato, in origine veniva chiamato Tattarimannu. Tutti sanno che Sassari è l'altro sito abitato dove, almeno fino a 200 anni fa, le acque zampillavano dovunque, famosissima Sassari per la fontana di Rosello, la fontana di Santa Maria, la fontana delle Conce, eccetera. Era ricchissima, da qualunque parte tu picchiavi col piccone, usciva l'acqua. È chiamata allo stesso modo di Serramanna, solo che invece di Zerra dicevano Tar, insomma un altro modo di Tattarimannu. Mannu come Serramanna, e perciò è falso, anche qua una falsità storica. Si dice che Tattarimannu venisse pronunziato così
quando Sassari gareggiava un secolo fa con la grandezza di Cagliari e cercava di superare Cagliari in un modo e nell'altro. Non è così, è sempre stata chiamata Tatarimannu per le ragioni che vi ho detto, per le ragioni dell'acqua. E arriviamo a questo paese, Sinai. Sinai, peccato per chi ancora non ci vuole credere, ma è parola ebraica. E ancora oggi in ebraico Sinai, il monte Sinai, viene pronunciato in due modi, Sinai e Sinai. Noi abbiamo anche la parola Sinnia, non è il solo abitato della Sardegna ad avere due nomi, Sinai e Sinnia. Anche Sassari abbiamo Tatari e Sassari. Sassari significa, sempre in sumerico, letteralmente, Sassar, raddoppiamento, significa letteralmente grande territorio di ville. Per villa in latino si intendeva suolo irriguo con casa annessa, suolo irriguo con casa annessa, che non ha niente a che fare con la nostra bidda. Non so se l'ho messo, dopo ne parleremo. La bidda ha un'altra origine come nome. Sinai, qua lo vedete già, la sua origine. Sinai perché deriva dal monte Sinai. Sinai, Sin era la dea luna, Sin era la dea luna che fu onorata dai primitivi ebrei, i quali poi trasferirono, insomma, la mutarono radicalmente da dea luna, siccome divennero maschilisti, erano maschilisti per antonomasia. E cosa succede? Che da dea luna divenne il dio per eccellenza. Sinnia ha la stessa origine, però abbiamo questo Ya finale che equivale a Yahu, il famoso tetragramma ebraico, Yahu, il dio che non si può mai nominare perché altrimenti si fa uno cade in grande peccato. Sinai è riferito al monte Sinai, Sinnia letteralmente significa Sin, cioè il dio Sin è propriamente Yahu. È una parola che nacque intorno al V secolo a.C. quando gli ebrei da Babilonia furono restituiti da Ciro il Grande alla loro terra. Poi chiaramente era così famoso tra gli ebrei questo nuovo significato che se lo trasferirono anche in Sardegna perché, come tutti sapete, nel 19 d.C. L'imperatore Tiberio trasferì a forza, lo dice Tacito, ma ci sono altri due scrittori che lo dicono, trasferì a forza 4.000 ebrei, ivi compresi anche alcuni egizi, in Sardegna affinché, tra parentesi, potessero morire di malaria, con la scusa di combattere i barbaricini. Invece evidentemente trapiantati qua, dove non c'era malaria, sopravvissero, fecero tanti figli ed ecco perché Sinai sopravvive come sopravvive. Ma rimaniamo sempre nel sud Sardegna. Tutti quanti, anche i geografi, sono stati così colpiti negativamente dalla propaganda acida di certi studiosi che non hanno capito che in Sardegna abbiamo 3 laghi di acqua dolce, non uno. Dicono che l'unico lago di acqua dolce è il lago di Baraz nella Nurra. Non è vero. Feragi in origine sempre era un lago di acqua dolce. Feragi da un antico Feracci. Voi nel sud Sardegna sempre la C, la K diventa G. Feragi. Da un antico Feracci, perché ve l'ho detto, perché è collegato con Baraz, Baraz o Barazza, vedete, ha il suo suffisso in zu, Barazzu in originale, per cui la Z è uguale alla C, cioè in Sardegna c'è la fungibilità secondo le zone di queste due formazioni fonologiche. E come vedete deriva dall'accadico sito costiero o fluviale, insomma, letteralmente, però luogo dove si pesca con reti, insomma, cioè luogo dove si pesca e perciò dove si, eccetera. Abbiamo anche il Simbirizi. Il Simbirizi in origine non era altro che un lago di acqua dolce,
Poi pian piano, per le vicende che conosciamo, è stato abbandonato e pian piano si è salinificato, poi adesso è stato recuperato con la diga, eccetera. Anche qua abbiamo l'introduzione di Sin, la dea luna, Simbarahu in origine, lago pescoso di Sin. Avevamo 3 laghi pescosi in origine, non uno in Sardegna. Io parlo dei tempi prima di Cristo, ben inteso. Adesso facciamo un brevissimo, piccolissimo esercizio di grammatica, diciamo, mediterranea però, in italiano, ve lo presento in italiano per non dire solo del sardo: preziosa, armoniosa, viziosa, scontrosa, ignusa, quella l'isola del lapislazzuli, quella del grande verde. Quando i soliti ragionatori del nulla dalle università strombazzano che Ichnusa significa quella dell'orma, non vogliono capire al di là del proprio naso, perché sì, è vero che anche in accadico c'è la parola signum, che significa orma, da cui il latino signum, segno, però qua abbiamo icnu, che significa lapislazzuli, non è signu. Perciò non significa assolutamente orma, non solo. Ma quando la Sardegna, quando nacque questo nome, circa 10.000 anni fa, la Sardegna non poteva essere misurata, poi fu misurata lentamente fino al tempo di Tolomeo con i portolani, col metodo dei portolani, fino a Tolomeo. Non si conosceva nel modo più assoluto la sua forma reale. D'altra parte, se fosse stato vero che si trattava di una forma ad orma di piede, perché non hanno chiamato così la Corsica, che si assomiglia molto di più? No, con quel ditone grande che sembra proprio un'orma di piede. No, hanno voluto insistere sulla Sardegna, su Ichnusa, dimenticando il suo vero significato. Questo è il suo significato e nessuno ne vuole prendere atto. Quando entriamo nel campo dei toponimi succedono le cose turche in Sardegna. Tutti i manuali che ne hanno parlato dei toponimi hanno detto le falsità più inaudite. È inutile citare i nomi di chi ha scritto di toponimi prima di me, ma chi ha scritto prima di me, per esempio, un sito proprio accanto, poche centinaia di metri accanto alla cima del Gennargentu, un luogo millenni fa selvaggio sotto ogni senso. Questo luogo viene chiamato ancora oggi Pedrusurdu, che viene interpretato come Pietro il sordo. Ditemi voi se un pastore poteva essere sordo. Là i pastori hanno sempre combattuto fra di loro, dovevano stare attenti al gregge, armati, perché c'era sempre il rischio, specie nel Supramonte, in quelle zone, di conflitti reciproci, e ce ne sono stati a centinaia di conflitti. Perciò non poteva essere sordo. Pietro sordo, come vedete, deriva dall'accadico pitru, terra selvaggia, più surdu, falco, falcone. Va bene? Al sumerico ugualmente surdu, falcone. Era una terra di falconi, di aquile, per intenderci, quella, altro che Pietro il sordo. Lo stesso glottologo che ha tradotto Pietro il sordo, nel territorio di Nughedu San Nicolò, ha trovato due siti, Bodidogiu e Guddetorgiu. All'uno dà il significato di bollitoio, all'altro di gocciolatoio. Ma tutti quanti che conoscono un po' di storia medioevale della Sardegna o di storia moderna sanno che su Guddetorgiu non è altro che il luogo dove veniva radunato il bestiame da dare come tassa, come imposta annuale al feudatario. E prima del feudatario c'erano i giudici, che anch'essi chiedevano la decima alla popolazione.
Ogni paese aveva il suo Bodidogio o Gudetorgiu, dipende dalle zone. Perciò non si può assolutamente disconoscere questo per dire che quel luogo è chiamato gocciolatoio. Gocciolatoio di che cosa? Bollitoio di che cosa? Che cosa ci bollivano in quel territorio? Lì ci andavano tutti gli animali da conferire al feudatario. E veniamo qua a questo Stari, visto che dobbiamo fargli onore, visto che è una casa di fine 600, su Stari di Ziu Raffaeli, da alcuni viene detto Stadi, un po' all'italiana, Dominariu, in sardo viene detto anche Dominariu, cioè il luogo del padrone letteralmente, casa padronale con aia, magazzino, locali per bestiame. Questo è un tipico luogo proprio che non ha mai perduto la sua fisionomia. Abbiamo anche altri nomi collegati, Staria, da cui l'italiano osteria, Stariargiu, Stariedda, Stariargia, lo stessa e così via. Come vedete era un luogo complesso su Stari in origine, un luogo dove si facevano un po' tutte queste operazioni. Era una casa chiaramente padronale o perlomeno di gente agiata. Vedete, molti lo collegano col latino e col greco sta, la radice sta, idea fissa di stazione, di luogo, eccetera, caravanserraglio, ricovero. In realtà la radice più antica, anche qua col latino non ha niente a che fare, il latino partecipa anch'esso della koiné mediterranea, ma non può essere la base della koiné mediterranea. Noi ce l'abbiamo anche in fenicio, st, porre, in fenicio sapete scrivono solamente le consonanti, non le vocali. Porre, fermare, ebraico shit, in inglese sit, to sit. Ecco, ha la stessa radice. Ed ora veniamo ad onorare coloro che hanno cantato in nostro onore, perché da questo momento in poi vorrei finire con la questione della musica sarda e mi riferisco quasi sempre alla musica del sud Sardegna. Chiterra, tutti quanti hanno detto che deriva dall'italiano, dallo spagnolo, qua e là, invece vedete la sua origine è sempre accadica. Chitu, che è un supporto da cui anche chitara, la cetra, che almeno nella parola era l'antica chitarra. Supporto per intestini, erru, intestini, chiterru in origine era il supporto per le minuge, per gli intestini. Si sa che le originarie corde vibranti venivano usate dalle minugia dei capretti. Ecco, questo è l'originario nome di Chiterra e perciò anch'esso è sardo, nome sardo autentico, non c'è da dire che è stato importato dalla colonizzazione spagnola. E veniamo alle launeddas. Le launeddas sono, come dire, un campo di battaglia dove tutti sono voluti entrare per spezzare la loro spada, fuggendo ignominiosamente. Matteo Madau fu il primo, Giovanni Spanu il secondo, a dire che derivava dal leone, launeddas che derivano dal leone. Esattamente volevano dire che derivava da questi arti del leone. Ma come si fa a pensare che quell'arto di leone che pesa 2 kg, se metti il secondo arto sono già 4 kg, come si fa a fare uno strumento musicale in quel modo lì? Leggero, leggerissimo, non pesano nulla le launeddas, sono fatte di canna. No, loro dicevano che erano fatte dall'arto del leone. Il linguista Tito Zanardelli disse che deriva dal latino calamus, canna, però vedrete c'è anche collegato ciaramella, ma vedete voi la distanza che c'è tra calamus e launeddas, tra calamus e ciaramella. Ancora si potrebbe ragionare qua con un lunghissimo discorso, ma tra calamus e launeddas trovatemi voi un'identità, non esiste. Nel 1909 l'etnomusicologo Giulio Fara dice che deriva da Lionagi o Leandro.
oppure dall'au a loro, svuotabili, perché si svuotano e si fanno le launeddas. Intanto il midollo di cui lui parlava c'è solo nell'oleandro, mentre nell'alloro non c'è, perciò l'alloro non è svuotabile. Ma io mi dico, se fosse stata fatta dall'oleandro la launedda, l'avrebbero chiamata lionagedda, e comunque sarebbe stata fatta dall'oleandro, non di canna. Insomma, si mettano d'accordo. Pier Enea Guarnerio era un vero linguista, nel 18, esattamente un secolo fa, dice che anch'egli dice da Lionagi, da Oleandro, questa è l'origine secondo lui, e vabbè, sono fatti loro, ed era un linguista questo. Nel 1963 si alza Francesco Alziator, notissimo intellettuale della Sardegna meridionale, per dire che launeddas deriva dall'acuna, corso d'acqua, una parola che esiste solo a Solarussa. E vabbè, lo dice lui, però ditemi, tra launeddas e lacuna, lacuneddas eccetera, ma che c'entra con l'acqua? Cioè, sono invenzioni veramente incredibili. Wagner cominciò ad avvicinarsi, dice, dal greco monaulos, flauto diritto a becco o ad ancia. Perciò, se togliamo quel mon, potrebbe rimanere aulos, da cui launeddas, cambiando con la metatesi, eccetera. Però anche lì, secondo me, Wagner è andato per la tangente senza riuscire a spiegare nulla. Giulio Paulis è l'ultimo che ci ha tentato, è ancora in vita, l'unico che è ancora in vita fra quelli che hanno tentato la traduzione, dal latino ligula o lingula, linguetta, che sarebbe, secondo lui, lancia vibrante delle tibie. Ecco, le tibie era un nome greco per latino per indicare anch'esse dei flauti, però fatti d'osso, erano proprio le tibie, erano fatti d'osso perché derivavano dalle tibie di certi animali, ma quelle venivano chiamate tibie apposta. Perciò io mi chiedo, questa lingua, in una tibia, la cosa lancia vibrante, vorrei capire dove la mettevano nella tibia d'osso, quel lancia vibrante. Insomma, si è arrampicato sugli specchi il nostro linguista, e un po' inventando una situazione stranissima. È come che l'uomo, si dica che l'uomo deriva dall'unghia, che il leone deriva dal ruggito e non viceversa, che l'influenza deriva dallo starnuto e non viceversa, che l'ubriaco produca il vino. È pazzesco questo modo di agire da parte dei linguisti. Io ho sempre predicato che chi non sa dire una cosa sarebbe meglio che se ne stia zitto, giusto quanto si dice in Sardegna, caglia di assamuda, almeno nel nord Sardegna, caglia di assamuda, che non significa statene zitto alla muta. Mudu in babilonese significa saggio, sapiente, caglia di assamuda significa sta zitto come i saggi. Questi signori non hanno avuto il coraggio di tacere. Vedete da dove deriva la parola launeddas? Dal babilonese laho, mascella, bocca, ganascia, più nilu, ingolfamento, riempimento, allagamento. Cioè significa letteralmente allagamento delle guance, nient'altro. La parola Nilu è notissima perché diede il nome anche al fiume Nilo, proprio perché si allagava i campi, eccetera. Launeddas. E loro hanno avuto la faccia tosta di dire ciò che hanno detto, semplicemente perché si sono rifiutati di osservare ciò che dicevano i dizionari semitici. Cioè rifiutati per partito preso di riconoscere le origini semitiche della lingua sarda. Qua velocemente, trallallera, ecco, sembra una fesseria, no? Eppure ve ne voglio parlare. Sapete che è il ritornello del sud Sardegna che chiude ogni distico cantato festosamente.
Per esempio, e su picciocco mio, è bello e generoso, e quando uno lubiu mi veni su nervoso, trallallera e trallarilallera, trallallera, trallirella. Questo trallallera, se non lo si analizza con gli strumenti, a tutto tondo, con tutti gli strumenti disponibili, non si caverà piedi sul suo significato. Il trallallera è un canto, in origine almeno, era un canto esplicitamente femminile, muliebre. Non a caso, durante le grandi processioni, quella di Sant'Antio che è celeberrima, 200 anni fa se ne parlava come di una cosa grandiosa, e come la processione di Sant'Efisio, i trallallera venivano cantati, ancora oggi vengono cantati dentro le tracas. Ma queste benedette tracas, tutti, io me lo sono sempre chiesto, no? E tutti dovrebbero chiederselo, perché? Tracca significa, ce l'abbiamo in latino, trao, in inglese, in tedesco, erano le originarie slitte che poi divennero i carri con le ruote. Perché queste traccas durante le feste e solo durante le feste vengono coperte e dentro ci mettono le donne? Già quello è un indizio, no? Perché le donne potevano andare alla festa accompagnate magari di lato che dal fratello, dal padre, eccetera, ma dovevano stare coperte dal telo nel carro a bui e andavano alla festa coperte e cantavano il loro trallallera tra di loro. Adesso nella festa di Sant'Efisio abbiamo anche qualche bel ragazzo, qualche giovanotto che si mette assieme a loro. Prima nelle traccas c'erano soltanto le donne. In origine 1, 2, 3 secoli fa, 1000 anni fa, 3000 anni fa c'erano soltanto le donne. E perché cantavano i trallallera? Loro si recavano a una grande festa, in tutte le grandi feste si cercava il marito, va bene? E allora i maschi che vedevano queste traccas passare e osservavano anche queste belle ragazze che si mettevano dentro la traccas. Ecco cosa significa trallallera, è una parola sumerica. Allora, potente o se piccolo passero, ostinato e combattivo, era una metafora. Loro quando chiudevano i loro distici, che erano tutti quanti amorosi, lo rimarcavano col trallallera, piccolo passero, ostinato e combattivo, riferendosi al maschio che loro si aspettavano di incontrare quanto prima. Andiamo oltre, sto per finire. Su Concordu noi abbiamo, specie nel sud Sardegna, vari gruppi canori, Concordu o Concordiu. Ce l'abbiamo però anche a Orosei, a Cuglieri, a Santo Lussurgiu, eccetera, su Concordu, che è un canto corale a tenore, per intenderci, in origine almeno, dove poi hanno voluto ampliare, hanno fatto un vero e proprio coro, ma in origine era il canto a tenore, era fatto di 4 persone, su Concordu, era quello che in italiano viene detto canto a cappella. Come vedete deriva dal sumerico kunukurdu, messo insieme, agglutinate le due parole, kunkurdu, che in origine era un canto di beaux gestes alla francese, un canto sugli eroi, sulle grandi gesta degli uomini. Era un canto guerresco che ricordavano la memoria degli antichi guerrieri della Sardegna. Questo in origine era su Concordu. Anche della Ciampita se n'è fatto uno scempio totale. Ciampita è il modo del meridione per indicare i balli zoppi del centro Sardegna, anche il ballo, per intenderci, dei mamutones, che è un ballo zoppo, è una marcia ballata zoppa, per chi non lo vuole ancora intendere, però per indicare questo uomo zoppo che balla la Ciampita, che cosa fanno?
a quartu per metterlo in evidenza. Due ragazzi innervoluti tengono il terzo che sta in mezzo, il quale si gira con i piedi in alto e scalcia verso l'alto. È un'invenzione incredibile, fuori da ogni logica. La ciampita deriva dall'accadico danza caratteristica dell'articolazione inguinale, altrove viene chiamata bicchiri, eccetera, ma è fu identica in origine alle danze caratteristiche della Barbagia, del carnevale barbaricino, a iniziare appunto dai mamutones, quella danza qui. Però ecco, ve l'ho voluto dire per un motivo semplicissimo. Io nel mio libro della religione, che c'è anche qua esposto, ho parlato molto delle danze carnevalesche, che erano danze serissime, erano tutte danze in onore del dio Adone morto, perché noi come dio della natura in Sardegna adoravamo il dio Adone. Il dio Adone, e non sto ad allungarmi perché ho tenuto conferenze sulla religione degli antichi sardi. E sì, le processioni che seguivano il dio Adone morto erano tutte quante a ballo zoppo. Perché? Perché il dio Adone, come tutti sanno, morì per un colpo di zanna di cinghiale all'inguine, all'arteria femorale, e morì per quel motivo. Ed ecco perché lui, morente, si trascinava zoppicante da qui per tramandare la sua memoria, la memoria del dio Adone. Tutte le danze carnascialesche del nord Sardegna, ma un tempo anche a Quartu, erano col ballo zoppo. Veniamo qua, e sto veramente chiudendo, a Suselliu, che è una tipica parola del sud Sardegna. Qua volevo ricordare una cosa prima di continuare. Io Paolo Zedda non l'ho presentato bene, oltre ad essere un ottimo cantore del canto amebeo, detto in italiano, del canto di botta e risposta, di Sugantu Torrau, Sugantu Desei, del quale fra poco parlo. Lui ha scritto anche uno dei 16 volumi dell'enciclopedia della musica sarda. E perciò è un intellettuale che sta con molta modestia fra di noi, ma andrebbe privilegiato, perché ne vale veramente, insomma è giusto privilegiare degli intellettuali che nemmeno si fanno vedere per pudore o che so io. E perciò mi rivolgo specialmente agli specialisti di musica qua. Selliu, come sapete, è l'ultimo, scritto nell'enciclopedia anche della musica sarda, è l'ultimo turno di canto che i poeti amebei del suo canto Torrau, appunto campidanesi, recitano a chiusa de sa cantada, ossia a chiusa della serata di reciproca sfida pubblica, durante la quale si sono scambiati 8-9 mutetus su un preciso tema imposto da suoi fondatori, che è colui che canta la prima strofa, Selliu, e perciò viene inteso come l'ultimo canto di tutti i mutetti cantati. Alcuni dicono che deriva dal latino sigillum, piccolo segno, ma ditemi voi che significa piccolo segno con questo canto. Invece no, deriva dall'accadico selum, insultarsi a vicenda. E qua dobbiamo andare ai tempi arcaici, antichissimi, anche ai tempi degli antichi romani, ai fescennini, eccetera, ai canti, ai cosi, alle poesie greche scritte da Teocrito, che parla molto di questi scontri amebei. Suselliu è un insulto a vicenda, perché nei canti antichissimi lo scontro nel canto amebeo, ci si sfidava a vicenda, normalmente non dico con grandi parolacce, ma vituperandosi a vicenda, naturalmente in termini poetici, in termini molto eleganti, e vinceva sempre chi era più elegante, chi era più incisivo, eccetera. Questo era Suselliu in origine. Evidentemente era la parola che sanciva l'intera gara poetica, non la chiusura come oggi la intendiamo.
E anche Sacera, ecco, Sacera o Sceda, molti dicono Scera, ma è proprio Scera, parola tipicamente sinnaese, riguardò in origine Sugantu Desei nei Mutetus e oggi è intesa come risposta, ma in realtà è qualcosa che si manda a dire, che si fa sapere, eppure è intesa come risposta a una domanda. Scera, dall'antico babilonese Sheru, canto, canzone, perciò Sacera in origine era il canto amebeo per eccellenza. Questa è la mia scoperta. E arriviamo a Sugantu Desei, che molti non capiscono che cosa significhi. È una parola sumerica, di sì, cioè canto recitato a memoria, Sugantu Desei, tutto qua, canto recitato a memoria. E qua naturalmente i cantori del sud Sardegna sono maestri in questo, io li ammiro moltissimo perché recitare i canti a memoria, anzi, addirittura quando si sfidano sul momento non solo lo fanno a memoria, ma lo fanno con la memoria richiamando certe idee per scontrarsi meglio. Comunque canto Desei significa questo, canto recitato a memoria. Beh, io sto chiudendo, però mi fermo su una parola che sembra che non c'entri con le canzoni sarde, con la tradizione canora sarda, la traggera, che tutti sapete con gli anici in camicia, detto in italiano, anche nell'italiano antiquato, tregea, sono quei diavoletti, quelle palline di multicolori, no? Con cui noi orniamo i spapalsinus, eccetera, la traggera. Abbiamo anche in Sardegna la parola tragiulera, una donna intrigante con le buone maniere, che sa mettersi in rapporto con gli altri in un modo molto elegante, però sempre insinuante. Tragiulera, dove vi sto portando? A Sudraggiu, alla stessa origine. A Bosa è il coro a quattro. Anche lì è il coro a qua, perché il coro originario della Sardegna era sempre a quattro. Wagner cita Traggiu, Trazzu secondo le zone, Foggia, moda di festire. In realtà ce lo ritroviamo anche nel catalano trajo, spagnolo traje, vestito. In logudorese abbiamo la frase tipica aer bellu traggiu, cioè a avere buone maniere, a tillarsi, in logudorese anche a traggiare, da cui anche il campidanese trassai ha la stessa origine, a ghindare. Trassai sono sempre collegate, trassai, trassa, sono sempre collegate con traggiu, pur cambiando foneticamente la fonetica di alcune consonanti. Vedete, ha due origini. Traggiu dal sumerico tiraum, letteralmente, poi questa doppia ce la ritroviamo anche in Nugoro nella mia analisi etimologica, significa letteralmente parlare da cortigiano, perciò rimaniamo sempre nell'ambito elevato. Trassa dal sumerico assa, perfetto. Perciò tiru più assa, trassa, letteralmente in origine significò cortigiano perfetto. Adesso la trassa sappiamo che cos'è, no? Il modo di come comporre una situazione o una frase in modo tale da ingannare gli altri, però l'inganno era sempre in termini migliorativi un tempo, della moda, in termini in cui la moda aveva il suo richiamo, il suo indice fondamentale. Io ho terminato, non so quanto ci ho messo, però spero